Buongiorno da Rosolina, buongiorno. C'è stata una tromba d'aria o un tornado, qualcosa che ha sconvolto via Po di Brondolo in particolare. Siamo col sindaco Michele Grossato. Sindaco, com'è la situazione? Fortunatamente non ci sono feriti, tutte le persone sono in sicurezza, però bisogna fare una conta di danni. Adesso da subito abbiamo attivato la protezione civile e i pompieri, copriremo con dei teli in misura urgente le case scoperchiate. Ci sono 2 abitazioni che tra l'altro sono residenze, un supermercato è stato completamente scoperto da parte delle tegole, però i danni, ecco, sembrano abbastanza limitati sia dal punto di vista strutturale, non sono io a giudicare. È importante comunque che la gente non si sia fatta male. Comunque è già arrivata i vigili del fuoco, sono già operativi? Sì, siamo già sul posto con la polizia locale, i vigili del fuoco, adesso si sta raggiungendo anche protezione civile e da subito, insomma, stiamo intervenendo per anche garantire la copertura delle case, che questa sera le famiglie devono dormirci in casa. Ecco, ribadiamo che non ci sono feriti. L'importante è che non ci siano feriti. Purtroppo proprio si vede tranquillamente dove è passata la tromba d'aria, ha scoperchiato case, sradicato alberi. I danni sono notevoli, ma fortunatamente, ribadisco, le persone sono tutte incolumi e questa è la cosa più importante. Perfetto sindaco, la ringraziamo, sta piovendo alla grande. Sì. Comunque tutto tranquillo relativamente a quello che è successo. Relativamente, però ribadisco, quando le persone sono in sicurezza, non si sono fatte male, credo sia la cosa più importante. Adesso attiveremo tutti gli aiuti, anche perché ci sono delle situazioni anche che proprio hanno bisogno di aiuto fisico e materiale, ci stiamo attivando da subito. Grazie sindaco, grazie.